darei la parola intanto al rappresentante del PSDAZ, Riccardo Pieretti, e poi subito dopo a Franco Branca. Grazie. Buongiorno a tutti. È per me un vero piacere, amici di Progress, portarvi il saluto del Partito Sardo d'Azione in occasione del vostro secondo congresso nazionale. Come sapete, anche noi abbiamo celebrato poco più di 2 mesi fa il nostro congresso nazionale, il 32esimo congresso nazionale. I congressi per i partiti e i movimenti vivi e attivi come i nostri e che hanno soprattutto a cuore la responsabilità di governo della propria terra e del proprio popolo, sono un momento di confronto e perché no anche di scontro leale fra le varie visioni del modo di fare politica e di interpretare la politica per il raggiungimento del bene comune, che credo che sia a cuore a tutti. Un bene comune che può essere raggiunto solo con l'aiuto e il concorso di tutti noi uniti. Come diceva nell'introduzione Omar, poco locos mal unidos è un'etichetta che ci hanno messo addosso e dobbiamo fare in modo di scrollarcela di dosso, soprattutto davanti all'opinione pubblica, per dimostrare che uniti anche con identità e realtà oggettivamente differenti, ma uniti insieme per raggiungere appunto l'unica vera soluzione ai problemi dei sardi, che oggi si può chiamare solo autodeterminazione e indipendenza dello Stato sardo. Quindi concludo, auguro a tutti voi in nome del Partito Sardo d'Azione buon congresso. Concludo con una frase che a noi è molto cara, nel senso in cui io credo tanto, è anche il motto del Partito Sardo d'Azione. Forza Paris.